Mi trovo a Butrio e come sempre vengo a trovare un'azienda storica, un'azienda oltremillenaria, qui i Conti Attimis Maniago. Siamo con Fabio che rappresenta la nuova generazione, ok? Finalmente largo ai giovani, ha detto il papà Alberto. Allora, senti, noi siamo un'anteprima Vinitaly. Ecco, molte volte ci facciamo sempre la stessa domanda ormai da un paio d'anni, no Fabio? Ecco, quanto serve andare a fare una fiera dove dovete investire dei soldi quando avete la gente che vi viene a trovare? Con un click potete parlare con, diciamo, tre quarti del mondo, ecco, che senso ha andare a fare una fiera? Vabbè che è importante, il Vinitaly, ma secondo voi con quale mentalità andate adesso? Secondo me il Vinitaly rimane importante, rimane centrale come appuntamento. Noi ci andiamo, uno, per incontrare tutti, perché alla fine il Vinitaly ancora oggi rimane attrattivo sia per il mercato italiano, ristoratori, agenti, distributori, baristi, enoteche, eccetera, ma è anche attrattivo ancora per tutto il mercato estero. Distributori, importatori, anche ristoratori stranieri, europei stessi vengono spesso al Vinitaly, sommelier, testate giornalistiche. Quindi oggi rimane, secondo me, il Vinitaly rimane un appuntamento importante anche da un punto di vista commerciale, perché in un punto solo io incontro tutto il mondo. D'altro canto per noi è anche un momento di novità, nel senso che noi con il Vinitaly generalmente, e per fortuna anche quest'anno, presentiamo le nuove annate dei bianchi, Friulano, Ribolla Gialla, Malvasia, eccetera. Poi ci sono le degustazioni, no? Le giornate ideali, Certo. ecco, ma soprattutto gli americani forse arriveranno qui, no? Gli europei anche, una parte, ma il Medio Oriente, cioè per esempio l'Oriente, la Cina, il Giappone, l'India. Lì secondo me avremo grosse difficoltà. Noi esportiamo sia in Cina che in Giappone e io lì prevedo di avere un po' più di problemini. Ho sentito i miei partner nella zona, loro non verranno perché ovviamente spostarsi diventa complicato, soprattutto da paesi che o passano per la Russia o passano per il Medio Oriente, Dubai uno su tutti, e aeroporti che al momento sono bloccati. Ovviamente essendo viaggi lunghi, prenotazioni complesse, alberghi eccetera, o uno si prende in anticipo o uno non si prende in anticipo, e probabilmente loro non verranno, ma in generale la fiera vedrà sicuramente meno presenza estera. Allora, accantoniamo le fiere, cantiamo i loro problemi, andiamo con il vino. Noi stiamo assaggiando, guardate, un Sauvignon che è la fine del mondo, però abbiamo l'annata 2025 che si vende nel 2026-2027, cioè possiamo trarre già qualche merito, qualcosa di buono, qualcosa di particolare? Io soprattutto sui bianchi sono molto soddisfatto della vendemmia 25, che non è stata una vendemmia abbondante in termini di quantità, però è stata da un punto di vista qualitativo secondo me molto centrata rispetto alle richieste del mercato, rispetto a quello che a me come consumatore giovane piace bere, quindi vini agili, vini eleganti, con la gradazione alcolica giusta e con un naso che comunque è d'impatto, senza poi mai andare a perdere, diciamo, corpo in bocca. Quindi io sono, devo dire la verità, abbastanza, anzi, molto positivo, ecco, su quello che saranno i risultati. Allora, per fare un brindisi noi abbiamo un Sauvignon annata 2024, anche questa è un'annata, devo dire la verità, insomma, abbastanza eccellente, ecco. Secondo me questa, allora, il Sauvignon, vino aromatico, vino che si predilige fresco, vino che noi stessi presentiamo come d'annata, questa è la dimostrazione che un vino di collina fatto correttamente anche a un anno di distanza, nonostante sia un vino che gioca sull'aromaticità, quindi sull'intensità olfattiva, sul naso, anche dopo un anno rimane un grandissimo vino. Cioè al naso si presenta già col suo aspetto del Sauvignon, però in bocca vi posso sottolineare che ti lascia veramente un gusto molto profondo, cioè del vero Sauvignon. Viva! Cinque viva!